Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i principali titoli. Nuovi interrogatori di garanzia per 3 dei 7 giovani accusati dello stupro di gruppo di Palermo ai danni di una 19enne. In rete compaiono video a difesa di uno degli arrestati, mentre è partita l'ignobile caccia alle immagini. Su Telegram c'è perfino chi offre soldi. Intanto in una comunità protetta la giovane vittima, i danni fisici subiti in questo caso sono irreversibili, la denuncia della presidente dell'Associazione per i diritti delle donne Aure Caritate. Femminicidio a Ramacca, interrogati i 2 fermati per l'omicidio della 25enne moldava, il compagno della donna non risponde, l'amico fornisce invece nuovi dettagli. Tragedia ad Aragona, vicino a Agrigento, morto carbonizzato nell'incendio della sua abitazione, un operaio sanitario si era addormentato con la sigaretta accesa. Turismo a 2 facce in Sicilia, da un lato il lusso degli stranieri con barche da sogno che si vedono alle Eolie, a Scopello, a Taormina, dall'altro il low cost delle vacanze dei siciliani coi portafogli leggeri, ma per gli americani la Sicilia rimane al top, si spende meno e dicono si sta meglio che nel resto d'Italia. Messina, la polemica dei cordoli, nell'arteria con più traffico in 10 anni si interviene sulla sicurezza ma la viabilità rischia di andare in tilt. Dracula, le lacrime del conte vampiro in uno studio dell'Università di Catania. Calcio, è ufficiale, Alessandro Quaini è un giocatore del Catania, va a completare il reparto difensivo rossazzurro. Come dicevamo nei titoli, nuovi interrogatori di garanzia per 3 dei 7 giovani accusati dello stupro di gruppo di Palermo ai danni di una ragazza 19enne. Incredibilmente sui social compaiono video a difesa di uno degli arrestati, ma soprattutto è partita l'ignobile caccia alle immagini della violenza. Su Telegram, pensate, c'è perfino qualcuno, qualche guardone evidentemente, che offre soldi. Manlio Viola. Si trova in una comunità protetta la 19enne palermitana vittima dello stupro del luglio scorso, per il quale sono stati arrestati 6 giovani e un minorenne. La ragazza è stata allontanata per tenerla al sicuro sia da eventuali propositi di vendetta che si erano palesati durante le intercettazioni da parte di alcuni degli indagati, sia per proteggerla dalle polemiche che impazzano a Palermo e non soltanto. In una comunità ma rieducativa si trova invece il minorenne del branco, scarcerato ieri dal GIP dopo aver confessato e per il quale la procura ha però annunciato ricorso, ritenendo insufficiente proprio l'invio in comunità. Confermati invece gli arresti per altri 2 giovani che si sono difesi sostenendo che il rapporto con la ragazza fosse consensuale, una tesi alla quale gli inquirenti non hanno creduto. Mentre si aspetta l'esito dell'interrogatorio di garanzia degli ultimi 3 arrestati, compare però un profilo TikTok a nome di uno degli indagati, Cristian Maronia, nel quale negli ultimi giorni sono stati postati ben 6 video che si dice essere stati girati prima dell'arresto di venerdì scorso, nei quali il ragazzo racconterebbe la sua versione sostenendo di essere stato trascinato dagli amici. 2 le ipotesi: che si tratti di video postati da amici o parenti, visto che il giovane è in carcere, oppure che si tratti di profilo fake e video contraffatti, ipotesi quest'ultima privilegiata dalla comunità dei blogger italiani e tenuta in seria considerazione anche dagli investigatori. Ma il vero orrore social è su Telegram, dove si è scatenata la caccia al video dello stupro. Sono nati 2 gruppi privati su Video Ragazza Palermo, uno conta quasi 10.000 iscritti, un secondo ne ha ben 27.000. E sui social c'è anche chi offre soldi per vedere quel video, una caccia ai filmati girati dagli stupratori con i telefonini che accendono le fantasie di una quantità impressionante di maniaci che popolano la rete del dark web, ma anche quella in chiaro, dando vita ad una caccia già nel mirino della polizia postale. E per le vittime di violenza e per chi ha subito uno stupro è difficile superare il trauma, se non impossibile. Si resta segnati per tutta la vita. Ai nostri microfoni Antea Di Benedetto, presidente dell'Associazione Aurea Caritate. Sentiamola. Ansia, vergogna, paura, pensieri ricorrenti, insicurezza e perfino sensi di colpa. La vita di chi ha subito un trauma come uno stupro di gruppo viene segnata per sempre, un inferno dal quale è difficile uscire. Il vissuto sarà un tormento per la loro esistenza, avranno incubi notturni, spesso e volentieri anche a livello psicosomatico si possono manifestare dei sintomi fisici, al di là del danno uroginecologico che subiscono. C'è anche l'onta dei video che girano sui social, addirittura ci sono dei gruppi che cercano questo video dello stupro.
Anche questo è un gravissimo abuso, sicuramente anche questo impatta perché il loro modo di rivedersi attraverso gli occhi della società, attraverso quei video, che è assolutamente feroce e degno ovviamente del nome abuso e sopruso ed è comunque un gravissimo reato. Vengono accolte da comunità e case protette dopo la violenza fisica, c'è tutto il carrozzone di commenti, insulti, giudizi e talvolta, come nel caso della ragazza stuprata al branco a Palermo, il rischio di subire minacce e vendette per aver denunciato gli aguzzini. Ma ci sono quelle che non riescono a superare il trauma. Come non ricordare il suicidio di Alice, la 17enne che si è lanciata dalla rupe Atenea di Agrigento. A 15 anni era stata costretta a rapporti di gruppo e i video avevano fatto il giro del web. Un peso insostenibile. Poche ore prima di togliersi la vita annunciò il suo gesto con un lungo e straziante post su Facebook. Nessuno di voi, scrisse la vittima, sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte. Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando. Ho provato a conviverci e in alcuni momenti ci riuscivo così bene che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai, spiegava la 17enne. E adesso ci spostiamo a Ramacca, dove sono stati interrogati dal GIP i 2 fermati per l'omicidio della 25enne moldava. Il compagno della donna non risponde, l'amico invece fornisce nuovi dettagli. Luca Ciliberti. Vera Schiopu e Gheorghe Apetrei, lei moldava, lui romeno. A Ramacca erano praticamente sconosciuti, vivevano in un tugurio in contrada Polmone. Ed è proprio in questa abitazione di fortuna che gli inquirenti che indagano sulla morte della 25enne avrebbero trovato le tracce di sangue che escluderebbero definitivamente la messa in scena del suicidio. Il compagno e un amico connazionale sono indagati per omicidio volontario. Sentiti dal GIP, stamattina i 2 hanno evidenziato posizioni quasi incompatibili. Il 33enne Gheorghe Ciprian Apetrei si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha invece risposto alle domande del GIP Costel Balan, 31 anni, proprietario del fondo in campagna in cui la coppia viveva. Balan ha spiegato nei dettagli i suoi spostamenti, ha fornito orari, nomi e cognomi di eventuali testimoni, oltre alla strada che aveva percorso per raggiungere la sua campagna. Ha ribadito di avere chiamato il 113 per richiedere l'ambulanza nel momento in cui si è accorto della presenza della giovane nel casolare. Ha anche riferito che non è mai stato amico di Apetrei, ma di essere solo un suo conoscente al quale aveva concesso di vivere nella modesta casa accanto al casolare abbandonato nella quale è stata trovata Vera Schiopu. In cambio Apetrei faceva da guardiano in quel fondo nel quale in passato aveva subito furti. La vicenda continua ad evidenziare parecchi lati oscuri a partire proprio dal rapporto tra i 2 fidanzati. Al setaccio degli investigatori le dinamiche della convivenza e anche alcuni post sibillini dell'uomo pubblicati sui social. Le indagini sono condotte e coordinate dal procuratore facente funzione Alberto Santisi e dal PM Alessandro Di Fede. Costel Balan ha anche detto che prima delle 13 aveva visto litigare l'uomo e la donna che era caduta per terra e aveva battuto la testa della quale perdeva sangue e che i 2 erano sempre ubriachi e in particolare lo erano quella mattina di sabato. L'autopsia, che sarà eseguita giovedì prossimo dal medico legale Maria Francesca Berlich, potrebbe portare nuovi e decisivi elementi alle indagini. Prevista anche una tomografia assiale computerizzata per verificare lesioni o fratture e degli esami tossicologici, il tutto per confermare o escludere anche le ipotesi che in passato Vera Schiopu abbia provato a uccidersi tagliandosi le vene. Ad Aragona, nell'Agrigentino, in un appartamento di una palazzina del centro storico, un uomo di 54 anni è morto carbonizzato. Si ipotizza che sia stata una sigaretta accesa a scatenare le fiamme. Sentiamo. Si addormenta con la sigaretta accesa e muore carbonizzato. È successo nella notte ad Aragona, piccolo centro in provincia di Agrigento. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. Leonardo Bruno, 54 anni, era molto conosciuto in paese per il suo lavoro di OS, operatore sociosanitario, e accudiva soprattutto parecchi anziani. L'uomo, che viveva da solo in questa palazzina di via Goffredo Mameli, nella parte alta del centro storico di Aragona, ieri sera, dopo aver cenato, si sarebbe appisolato tenendo tra le dita la sigaretta ancora accesa, che ha poi scatenato le fiamme. A lanciare l'allarme al 112 sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito il boato di vetri in frantumi e si sono accorti del fumo nero fuoriuscire dalle finestre di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, le ambulanze, il 118 e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto forzare la porta d'ingresso e una volta entrati nella palazzina a 3 piani, durante le operazioni di spegnimento del rogo, hanno trovato il cadavere di Leonardo Bruno.
Ed ancora i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza ben 5 bombole del gas che si trovavano all'interno della palazzina. Il luogo della tragedia è stato subito transennato e sgomberate per motivi di sicurezza anche le abitazioni confinanti. La rivolta delle città che non riescono più a gestire il flusso dei migranti. A guidare la protesta è Bologna. Il capoluogo emiliano sta scoppiando, dicono dal comune che conta 3.500 ospiti nei centri di accoglienza. Una sollevazione accolta dal Ministero dell'Interno che ha dato indicazioni alla prefettura di Agrigento, che stava predisponendo i bus per trasportare altre 600 persone, di non mandare lì altri centroprofughi previsti in un primo tempo e che invece sono stati dirottati in Calabria e in Campania. Scoppia intanto il caso dei minori non accompagnati, attualmente sono 300 su quasi 1.000 presenti e quelli ospitati all'hotspot di Lampedusa, dove da domenica non si registrano sbarchi a causa del mare agitato. E voltiamo pagina, turismo a 2 velocità, quello di agosto in Sicilia, da un lato gli stranieri che arrivano in barche lussuose nei luoghi più belli dell'isola, dall'altro le vacanze brevi e low cost dei siciliani alle prese con la leggerezza sempre più insostenibile del portafoglio. Ma per gli americani in Sicilia si sta meglio che altrove grazie ai prezzi contenuti. Marco Gullà. Turismo in Sicilia spaccato in due. Se da una parte ci sono super yacht e mega barche in giro per le nostre acque, dall'altra c'è invece un turismo low cost. Da Scopello alle Eolie, poi Taormina, San Vito Lo Capo, Cefalù, yacht mega attrezzati hanno sfilato lungo i nostri mari tra lo stupore di chi invece deve accontentarsi della spiaggia. Questo turismo è di altissimo livello, ne beneficiano però solamente ristoranti di lusso e boutique di alta moda. Le isole Eolie sono meta di un turismo medio-alto che quest'anno fa registrare però dei cali che si attestano tra il 10 e il 20%. Abbiamo visto la presenza come ogni anno di numerosi VIP, anche diversi panfili, tanto ormeggiati presso i nostri pontili galleggianti come anche nelle diverse calette o in rada. E questo ovviamente porta a un ritorno di immagine positivo per l'intero arcipelago. Ma il turismo in Sicilia ha anche un'altra faccia, quella del risparmio, del low cost. Uno studio di Sociometrica attesta che si tratta di turismo povero, che negli ultimi anni è cresciuto sul modello degli affitti privati. Solo Palermo è nella top 20 nazionale dei guadagni, poi Catania 27esima, e per trovare altri centri siciliani bisogna scorrere in basso nella classifica. Al contempo però il New York Times scrive di una realtà diversa in Sicilia. Nella rubrica 36 ore dell'autorevole giornale americano si legge infatti che Sicily is not Italy, la Sicilia è diversa dall'Italia, soprattutto per i prezzi, al ribasso rispetto al nord e al centro della penisola. Il New York Times applaude quindi la nostra isola, in particolare Palermo. Gli ultimi anni hanno visto sviluppi notevoli, si legge nell'articolo. Ci sono inoltre ristoranti ambiziosi, un raccolto di enoteche naturali e nuovi interessanti musei che hanno innalzato il profilo e il fascino di Palermo. Un grande spot pubblicitario per la nostra isola e per fortuna che il giornale americano ha chiuso un occhio sulle notti abbastanza movimentate della movida palermitana, sicuramente una delle cartoline decisamente grigie di questo turismo dai 2 volti. Adesso c'è la pubblicità. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, riprendiamo il nostro telegiornale partendo da Messina, dove la polemica corre sui cordoli. Su Corso Cavour, l'arteria con più incidenti della città, sono state delimitate la corsia degli autobus e quella della ciclabile e non mancano le critiche. Francesco Triolo. Dividono la corsia di marcia da quella dedicata ai mezzi pubblici e la pista ciclabile, ma a Messina i cordoli in fase di installazione sul Corso Cavour stanno dividendo anche i cittadini, tra chi è a favore e chi contrario. Secondo me è comoda perché così almeno non oltrepassano, non fanno sorpassi strani, è interessante. Infatti. Abbiamo Messina che è un cantiere, che non c'è una strada a Messina, che non ci sono lavori, in tutti i posti, perciò ricomincia la scuola fra 10 giorni e siamo incasinati perché giustamente dico, per scendere tutti partiamo la mattina allo stesso orario alle 7:30 e c'è un macello. Le critiche sono essenzialmente 2, la prima legata al fenomeno delle auto in doppia fila che potrebbero restringere la corsia di marcia, la seconda per le fermate dei mezzi pubblici con i bus ATM che farebbero scendere i passeggeri, soprattutto anziani, con il rischio di scivolare sui cordoli e sulla pista ciclabile. E quindi viene difficoltoso con quel cordolo che c'è là per salire e scendere.
quindi deve essere importante che lo possano togliere. La decisione di installare questi cordoli nasce dal fatto anche che questa strada, il corso Cavour, è, secondo i dati raccolti in occasione della redazione del piano della mobilità urbana, la strada che ha registrato più incidenti negli ultimi 10 anni. Da qui la necessità di intervenire anche con i cordoli, questa la posizione dell'amministrazione. L'obiettivo è quello di limitare sorpassi azzardati come questi. Da Messina ci spostiamo a Caltanissetta, dove manca l'acqua dalle 8:30 di questa mattina. Il gestore del servizio idrico integrato ha dovuto sospendere la distribuzione dell'acqua a tutte le utenze in conseguenza di un guasto. Resta garantita la distribuzione all'ospedale e al carcere. A secco anche i rubinetti nel comune di San Cataldo. La situazione, assicurano i gestori, tornerà alla normalità entro le 24 ore. Lacrime di sangue sarebbero scese dagli occhi di Vlad III l'Impalatore, il principe romeno che ha ispirato la nascita del conte Dracula. La straordinaria scoperta arriva da un gruppo di ricercatori dell'Università di Catania. Emanuela Corsi. Tra mito e realtà, la vita di Vlad III l'Impalatore, il principe romeno del XV secolo che ha ispirato la nascita del conte Dracula, continua ad incuriosire ed affascinare. Sono tante le leggende nate attorno a questo nobile con la predilezione per l'impalamento dei nemici. A lui si ispirò lo scrittore irlandese Bram Stoker per la creazione del celebre vampiro il conte Dracula nell'omonimo romanzo del 1897, un personaggio di fantasia che ha conquistato subito il mondo del cinema. Tra le pellicole indimenticabili ricordiamo Dracula il vampiro, interpretato da Christopher Lee, e Dracula di Francis Ford Coppola con Gary Oldman, fino ad arrivare alle moderne produzioni come la saga di Twilight con Robert Pattinson, il vampiro più amato dalle nuove generazioni. Ma tornando alla realtà, lacrime di sangue sarebbero scese dagli occhi di Vlad III. La scoperta arriva da un gruppo di ricercatori dell'Università di Catania che hanno analizzato i residui di antiche proteine rimaste depositate su 3 lettere autografe del celebre condottiero. I ricercatori hanno preso in esame 3 lettere scritte dal nobile romeno, di cui una datata 1457 e 2 risalenti al 1475. Applicando una speciale pellicola di etilene vinilacetato sono riusciti ad estrarre i residui proteici presenti sui fogli manoscritti senza danneggiarli. Nei campioni così ottenuti hanno identificato migliaia di peptidi riconducibili a proteine umane di sangue, vie respiratorie e occhi. I dati acquisiti hanno così portato a ritenere che Vlad avrebbe sofferto di una malattia respiratoria che provoca infezioni croniche ai polmoni e potenzialmente anche di una condizione chiamata emolacria, che gli avrebbe fatto piangere lacrime di sangue. Adesso c'è la pubblicità, torniamo per parlare di calcio. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di sport, di calcio. L'arrivo di Alessandro Quaini completa il reparto arretrato del Catania. Il centrale difensivo, tra i più esperti della terza serie, vanta anche 13 presenze in Serie B con la maglia del Pisa. Era il rinforzo chiesto da Tabbiani, atteso e fortemente voluto dal tecnico che lo scorso anno lo ha allenato al Fiorenzuola. Adesso anche Alessandro Quaini è a tutti gli effetti un giocatore del Catania. L'ufficializzazione all'indiscrezione già circolata nei giorni scorsi è arrivata nella tarda mattinata, dopo che la società rossa-azzurra ha perfezionato l'accordo. 24 anni, nativo di Cremona, scuola Genoa, Quaini ha giocato con Fondi, Pro Piacenza, Renata, Albino Leffe, Monopoli e Fiorenzuola in Serie C, sommando 102 presenze, e vanta anche 13 presenze con il Pisa in B. Il nuovo acquisto del Catania, schierato in passato sempre a centrocampo, nella scorsa stagione è stato utilizzato da Tabbiani come difensore centrale. L'allenatore rosso-azzurro lo ha espressamente chiesto alla dirigenza, ritenendo l'elemento essenziale per il proprio gioco basato sulla costruzione della manovra da dietro. Sul mercato si muove anche il Messina, in attesa l'ufficialità del tesseramento del centrocampista Domenico Franco da qualche giorno in gruppo, e arriverà nelle prossime ore in città il terzino sinistro classe 2001 Giorgio Brogni dall'Atalanta. Per l'attaccante invece prima si deve cedere 2 sicuri i calciatori in procinto di lasciare lo stretto, Daga e Iannone. Il terzo potrebbe essere Ferrara. Le loro partenze libererebbero la copertura fideiussiola per l'ingaggio della punta centrale, che potrebbe arrivare da qualche esubero in Serie B. È tutto, il telegiornale torna più tardi, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.